Care Aquile, benvenute a questo speciale di Aquile Libere per il 3 di aprile 2021. Purtroppo è il secondo anno consecutivo che siamo costretti a festeggiare questo 3 di aprile, purtroppo non in piazza, non per le strade, ma diciamo al chiuso delle nostre abitazioni, dei nostri uffici. Ma non per questo il 3 aprile deve essere una festa meno importante di quella che si è celebrata negli anni scorsi. Anche quest'anno abbiamo deciso di celebrare questa festa organizzando uno speciale che andrà appunto su YouTube e sui nostri canali social di Aquile dal Friul, invitando numerosi ospiti che parleranno del Friuli, parleranno delle esperienze che hanno avuto in Friuli, parleranno di quello che manca al Friuli, di quello di cui il Friuli ha bisogno e dell'importanza soprattutto di questa nostra festa, che è celebrata in tutto il mondo e che è letteralmente storica per quanto ci riguarda. Il primo ospite che ci ha raggiunti è Jacopo Cherutini, un grandissimo amico che già abbiamo avuto ospite negli anni passati. Lui è consigliere comunale di Sbagliamento e proprio voglio chiedere subito la prima cosa. Come San Vito negli anni scorsi, non naturalmente quest'anno o l'anno scorso, ha festeggiato e ha rinomato questo 3 di aprile così importante per il Friuli? Buonasera e grazie a voi per questo invito. Come penso, insomma, sappiate, rappresento Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale di Tagliamento, quindi all'opposizione di quello che è attualmente il governo. A breve avremo anche le elezioni comunali che peraltro adesso sono state rinviate al prossimo autunno. Riguardo a questo tema che è molto sentito e anch'io ho a cuore, devo dire che in passato c'è stato, prima di questa pandemia, c'è stato un interesse a verificare alcuni aspetti e la rispondenza anche alle leggi che sono vigenti. Nello specifico c'è una legge regionale appunto che tutela la lingua friulana e tutta una serie di aspetti. E quindi con quell'interpellanza, con quel documento, si andò a chiedere nello specifico quali erano i vari passaggi, come dire, gli aspetti che l'amministrazione comunale in carica intendeva riconoscere rispetto a quella normativa che è vigente, e sul piatto venivano messe ovviamente delle richieste, tra le quali insomma la cartellonistica, la celebrazione della festa che è stata ricordata nelle premesse. Io posso dire che qualcosa era stato fatto, perché ci fu un evento che chiaramente non era un evento di particolare come dire, rilevanza, però qualcosa era stato fatto. Certamente ci sono delle carenze rispetto magari alla cartellonistica o a degli obblighi normativi che sono in essere. Quindi su questo sicuramente il mio impegno è quello di andare a richiedere nuovamente, soprattutto anche nelle vie che riguardano i centri abitati, un impegno in questo senso rispetto alla cartellonistica. Qualcosa lì è stato fatto, però solamente per quanto riguarda le vie, le arterie di nuova realizzazione per come dire, il cosiddetto toponomastica in lingua friulana, no? Questo anche perché soprattutto ritengo che la gente di San Vito sia legata comunque a doppio filo con i Friuli. Quindi quanto ti senti, diamoci del tu perché ci conosciamo da anni naturalmente, quanto ti senti di dire che la gente di San Vito è legata comunque al Friuli e alla sua storia millenaria? Ma è certamente molto legata, anche perché l'utilizzo soprattutto della lingua friulana è frequente, se non quasi quotidiano, soprattutto in certi ambiti, magari non quelli lavorativi, però quando si trova nei luoghi di ritrovo oppure in assemblee, comunque si parla anche friulano, e quindi è importantissimo questo valorizzare e tutelare la lingua friulana. E ci deve essere ovviamente anche un obbligo nei confronti di quelle che sono di quella che è la norma vigente attualmente, la norma regionale. Certo, diciamo che
l'attuale amministrazione probabilmente non pone particolare attenzione a questo tema e, come dici tu giustamente, andrebbe un po' stuzzicata per far sì che insomma venga un po' fuori la vena di quella che è la natura di questa terra che è San Vito e il circondario, soprattutto il San Vitese. Esattamente, esattamente. E celebrare naturalmente dignitosamente anche la festa che è imminente, insomma, adesso non si potrà per ovvi motivi, però Certo. Mi piacerebbe un sacco che la prossima festa del Friuli, che si va all'aperto, ci si augura tutti, si possa proprio fare a San Vito. Sarebbe magari in questa bella piazza storica, medievale, sarebbe un bel scenario per questa festa che insomma merita l'attenzione. Io ringrazio Jacopo, lo assolutamente. invito alla prossime puntate, edizioni, alle prossime interviste perché insomma la sua opinione, la sua parola è sempre per noi importante. Grazie Jacopo e alla Grazie ancora a prossima. voi, grazie. Ed ora abbiamo qui con noi come ospite Claudio Michelazzi, che oltre a essere un grandissimo amico è anche uno dei più importanti referenti per la Piedra Friul, perché Claudio è il referente per il Cadore e il Comerico appunto della Piedra Friul. Benvenuto Claudio a questo speciale sul 3 di aprile, quest'anno un po' particolare, ma siamo purtroppo costretti a festeggiarlo così, in questo modo, e non all'aria aperta o in pompa magna nelle piazze. Claudio, tu sai benissimo che questa è una festa storica perché attribuisce i 944 anni di storia del Patriarcato del Friuli. Tu che appunto ci parli da quelle fantastiche Melico e il Cadore, cosa ci puoi dire sul legame storico tra quelle regioni e il Patriarcato di Aquileia? Buonasera a tutti, fradi Furlans, intanto, buonasera a tutti dal Comelgo, grazie mille, Gran Martei, grazie per questa opportunità. Innanzitutto il legame fra Comelico, Friuli e anche Cadore Friuli è un legame storico assolutamente. Prima di tutto il Comelico sicuramente e il Cadore sono parte della regione storico-geografica del Friuli, ecco. Le radici comuni sono assolutamente profonde, pensiamo, come molti studiosi ecco, sostengono che il Cadore e il Comelico vennero abitate dai Celti Catubrini, fratelli dei Celti Carni, e quindi siamo assolutamente fratelli, assolutamente. Successivamente Cadore e Comelico fanno parte del municipio di Iulium Carnicum, quindi anche nella romanità, insomma c'è un legame fortissimo con Carnia e Friuli, e poi non dobbiamo dimenticare assolutamente il grande momento storico della patria del Friuli, ecco, del patriarcato di Aquileia. E vi ricordo che il Comelico e il Cadore sono rimasti a livello religioso nel patriarcato di Aquileia fino alla metà dell'Ottocento, del 1800, ecco, quindi c'è un legame sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista storico-politico, perché Comerico e Cadore erano parte assolutamente importante anche della patria del Friuli. Quindi c'è un legame fortissimo con tutto quello che è Friuli storico e geografico e anche etnico e antropologico. Vogliamo dirlo? Non dobbiamo più avere paura di queste parole che oggi sono in questo mondo globalizzato sono così messe, no, un po' da parte. Il Comenico e il Cadore dal punto di vista etnico e antropologico fanno parte del Friuli, assolutamente. E il Questo come Friuli è anche così, diciamo, fortunato di avere tra la sua varietà, il Friuli variopinto e quant'altro, anche la lingua ladina al suo interno, a questo punto. Si può dire questo? Assolutamente, da diversi anni vi parlo delle Dolomiti, qui del Comelico e del Cadore e anche di Ampezzo, di Cortina e di Ampezzo, da diversi anni la lingua ladina che parliamo correntemente qui nella mia terra, quassù, è stata riconosciuta come lingua vera e propria e noi siamo una minoranza linguistica. Il ladino è una lingua che ha ovviamente degli influssi nella parte di Ampezzo, Aidin, Colle Santa Lucia, diciamo nella Ladinia
occidentale gli influssi sono quelli del Sudtirol sostanzialmente. Nella parte della Ladinia orientale, cioè nel Comelico, gli influssi sono quelli della lingua friulana, non possiamo negarlo. Alcuni esempi, per soldi, lo diciamo anche noi, ecco, Duc per tutti lo diciamo anche noi, insomma sono talmente tante le parole condivise con la lingua madre friulana che non possiamo non sentire questa vicinanza anche dal punto di vista linguistico, ecco, diciamo dire, no? Ecco, Claudio, abbiamo parlato quindi di storia del patriarcato e mi sento di chiederti oggi come la gente si sente legata? Si sente legata, parlo naturalmente di Comelico e Cadore, di più al Veneto geopoliticamente parlando oppure è rimasta legata al Friuli storico e quindi diciamo più verso il Friuli? Allora, c'è da dire che da un punto di vista amministrativo, e qui c'è un tasto dolente, ovviamente si tende a guardare più in giù, no? Anche se l'abbiamo visto ultimamente, il Doge attuale di Venezia, fatemelo dire, ha una visione molto, posso dire, molto ristretta, ecco, di quella che è la montagna, no? Sappiamo che cosa ha detto pubblicamente durante una sua conferenza stampa di che cos'è il Comelico, no? Quelli lassù, diciamocelo, il Doge, ecco. Dal punto di vista amministrativo purtroppo si guarda ancora troppo alla laguna. Ecco. Dal punto di vista, posso dire, della gente, del popolo, mai credo sia mancato uno sguardo attento e amico verso il Friuli, no? Apro una parentesi, Michele, fammelo dire, quando il Cadore si è dato a Venezia, siamo intorno alla prima metà del 1400, non è stato certo il popolo, ma sono stati i mercanti cadorini, quindi il ceto mercantile, che ha letteralmente svenduto la magnifica comunità di Cadore alla Repubblica Veneta. E come sappiamo purtroppo quando ci sono i base non le nuie di fa, anche lei base non le nuie di fa. Sì, diciamo che il commercio nella storia diciamo, ha provocato dei danni ecco, diciamo così, collaterali, un po' diverse genti insomma, che erano sparse per il Friuli e per il Cadore, insomma, per la stretta influenza poi di quella che era appunto la laguna come tu l'hai chiamata. Io ti ringrazio Claudio, sempre preziosi i tuoi interventi, puntuali e molto interessanti, devo ribadire. Per cui io ti invito anche volentieri a una prossima puntata, una prossima intervista dove approfondiremo questi discorsi. Ti ringrazio. Vi saluto ricordandovi che comunque anche in Comelico il 3 di aprile ci sarà la bandiera del sempre esposta, ricordiamo, esposta la bandiera come sempre. Sempre esposta. Grazie mille. Ciao. Ciao, Mandi. Il 3 aprile è passato da poco tempo e a Luca comincio subito con il chiedere quale è stato il grande successo di questa lettera che tu hai pubblicato sul 3 di aprile. Buonasera a tutti, un grande Mandi a tutti, e grazie per i vostri inviti. Insomma, è stata una bella esperienza che nasce dalle solite contestazioni antifriulane, sostanzialmente, una delle tante. Vi ringrazio anzitutto per questi inviti e per queste occasioni anche divulgative che mi date. Sono io che ringrazio voi anche in considerazione del vostro lavoro, sempre sul 3 di aprile, che apprezzo molto da anni perché devo dire che il vostro PDF sulle ricorrenze friulane, che inizia proprio con il 3 di aprile, fornendo tutta una serie di link di approfondimento molto interessanti sulla geografia, sulla storia, sulla lingua, su tutte le varie realtà del Friuli, è un ottimo contributo divulgativo che per quel poco che posso ho sempre fatto girare, ho sempre apprezzato anche sul vostro sito, quindi
Grazie a voi, grazie a tutti quelli che vi seguono. Il 3 di aprile è la ricorrenza fondamentale, fondativa per il Friuli e per tutto il popolo friulano, che mi illudevo fosse comunemente accettata, anche se di recente ho visto essere addirittura contrastata, evidentemente dà fastidio. Ho dovuto replicare. Si festeggia il 3 di aprile del 1077 per le costituzioni imperiali sulla patria del Friuli approvate dall'imperatore, dal Sacro Romano Imperatore Germanico Enrico IV a favore del patriarca Sigeardo e dei suoi successori, perché ad esempio Paolo Diacono nella Historia Langobardorum non specifica il giorno esatto nel quale il primo duca Gisulfo ha ottenuto dal re dei Longobardi Alboino il primo ducato del Friuli a Cividale nel 568. Quindi molto probabilmente è questa la ragione per la quale è stata scelta la data del 3 di aprile sin dai tempi del terremoto. Quindi ormai sono decenni e decenni che c'è questa festa, oramai insomma fa parte del DNA del Friuli e dei friulani. C'è ancora qualcuno che ultimamente l'ha messa in discussione, allora da qui è nata la mia replica. E chi questi? Ma insomma sono i soliti collaborazionisti, come li chiamo io, cioè sono intellettuali che come dire, lavorano per un Friuli eterodiretto da Trieste o da Venezia, mentre io non nascondo certo che sto viceversa lavorando per un Friuli diciamo, io direi decolonizzato, che sia davvero autonomo da tutti i centri di potere alloctoni, orientali, occidentali, chi più ne ha più ne metta, insomma. Un Friuli da Livenza al Timavo che sia padrone di se stesso, insomma. A questo riguardo, comunque, guarda, il 3 di aprile abbiamo poco da festeggiare. Vedo che anche istituzionalmente, per esempio a livello regionale, la chiamano festa, ma in realtà il rischio è che diventi col tempo un momento così meramente simbolico, formale, sostanzialmente vuoto, concesso una volta all'anno, fine a se stesso, addirittura rischioso, perché c'è il rischio che si trasformi in un'occasione di imbonimento. Chiamiamola giornata, non chiamiamola festa, chiamiamola giornata del Friuli. Parliamoci chiaro, che cosa abbiamo da festeggiare? Un presidente triestino? Cioè, adesso, io sono bipartisan, per l'amor di Dio. La precedente giunta Serracchiani è entrata nella storia per la distruzione di uno dei sistemi sanitari regionali più avanzati in Italia, oppure per la fallimentare riforma delle UTI. Però adesso, voglio dire, a 3 anni dalle elezioni regionali del 2018, vogliamo fare un bilancio di metà legislatura Fedriga? Cioè, un tempo c'era una regola non scritta secondo la quale la presidenza della regione spettava al Friuli, perché Trieste ha come dire, solo 1/5 della popolazione regionale e il 5% del territorio, e invece addirittura il vertice più alto in regione è controllato da Trieste, non più, come dire, indirettamente come era un tempo, con una politica che è sempre stata docile rispetto al capoluogo regionale, ma addirittura direttamente alla luce del sole, per non parlare poi dei vari assessori. A 3 anni dalle elezioni del 2018 gli EDR, gli enti di decentramento regionale, la controriforma degli enti locali Federica Roberti, sono ancora delle scatole vuote.
Perché? Forse perché anche l'assessore agli enti locali, tanto per cambiare, è un altro triestino, anche se i comuni triestini sono solamente 6 e tutto il resto di tutti gli altri più di 200 enti locali si trovano in Friuli. Certo. Che dire dell'assessore all'istruzione, per fare un altro esempio? È una signora che fa fatica a nascondere la sua ostilità, fa fatica a tollerare Unifriuli, o meglio Uniud, come l'hanno chiamata a Roma. Per non parlare poi dell'assessore alla cultura di questa giunta, che è stata catapultata qua da una realtà lombarda, che è una regione a statuto ordinario, che ha ben poco a che fare con noi, e ci ha propinato addirittura l'anno scorso, nel 2020, il sesto centenario del 1420, come se la regione Veneto avesse speso soldi pubblici nel 1997 per festeggiare il secondo centenario del Trattato di Campoformido del 1797. Cioè il Friuli è sostanzialmente una colonia, parliamoci chiaro. Faccio un esempio eclatante: Rai Trieste, che pur essendo mantenuta col canone dei friulani e anche dei friulanofoni da più di 20 anni, risulta inadempiente a quanto previsto dalla legge, e insomma il pluralismo linguistico di questa regione è mal tollerato. Per il momento ci hanno elargito solo promesse e una misera manciata di ore, che è un'elemosina davvero offensiva, perché la presenza del friulano in TV a Trieste è veramente simbolica. Questo è l'esempio più attuale, ma si potrebbe fare l'esempio delle servitù militari ben conosciute da tutto il pollame del Friuli occidentale, si potrebbe fare l'esempio delle servitù di passaggio delle grandi opere. Vedi la terza corsia della 4 che serve solo a Trieste, pagata con i soldi di tutta la regione. Pagano i friulani, ma si potrebbe parlare anche del tagliamento, il cuore del Friuli. Il tagliamento anche lì rischia di venire soggiogato dalle varie servitù di passaggio. Vedi l'autostrada inutile superata Cimpello Sequoia Gemona, mentre la corrispondente ferrovia è oramai dismessa, quella Sacile Gemona praticamente non esiste più, quando andrebbero potenziate le tecnologie di trasporto più compatibili. Parliamo anche della ciminiera termoelettrica di San Vito al Tagliamento. Facciamo anche l'esempio del progetto per la diga ponte Similmose alla stretta di Pinzano Ragogna, con rischio di secondo Vajont dalle colline moreniche circostanti, eccetera. Quindi il Friuli è una regione dove, come dire, arrivano da fuori e vengono a sfruttare anche le risorse naturali e non solo. Insomma, è il sistema politico purtroppo incompatibile con il Friuli. Abbiamo un sistema politico italiano ed FVGino che va abbandonato. Bisogna trovare delle nuove forme di rappresentanza che siano autoctone, che siano friulane, solo friulane, che non siano FVGine, e bisogna pensare, io direi, anche a forme di sciopero fiscale, perché lo sfruttamento del Friuli è eccessivo e bisogna pensare a come organizzare bene delle iniziative anche di forte protesta che abbiano un buon impatto e che lasciano il segno. Certo è che per arrivare a determinati obiettivi è necessaria unità, organizzazione, disciplina, cioè è necessario che un popolo prenda coscienza di se stesso, si organizzi e crei una entità che riesca a rappresentarlo come meriterebbe, insomma.
È sempre un piacere ascoltarti, Luca, anche perché hai risposto indirettamente alla mia domanda che non ti ho fatto, ma che in realtà appunto a cui tu hai risposto, ovvero quello che noi possiamo fare, ovvero quello di renderci consapevoli del fatto che siamo un popolo e del fatto che siamo il 90% di residenti di questa regione, come territorio e come popolazione, per cui insomma non vedo il motivo per cui Trieste debba avere questa grande predominanza nei confronti Guarda, è un fatto indiscutibile. Il Friuli ha il 95% del territorio di questa regione e almeno i 4/5 di questa regione, visto che col mandamento di Portogruaro il Friuli arriva a 1 milione di abitanti dal Livenza Ultimaro. Esatto. Sembra quasi che comunque Trieste, nonostante ciò, sia un po' il nostro caput mundi, ma vedremo di sovvertire questa cosa magari nel prossimo futuro. Io ringrazio Luca per la sua partecipe conversazione, come sempre molto utile e informativa anche per i nostri carissimi telespettatori. Io ti ringrazio e ti invito alla prossima puntata del nostro Aquile Libere. No, grazie a voi. Facciamo girare il PDF delle Aquile e piazziamo la bandiera del Friuli ogni giorno, perché ogni giorno è il 3 aprile. Questa qui? Io direi anche quella rossa, ma comunque va bene anche quella blu. Ok, perfetto. Grazie mille di nuovo. Ciao. Mandi a tutti. Mandi.